Gaetano Marosini, allenatore del Sandrigo, siete rientrati in partita con questi due gol cercando un attimino di spaventare un po' il centro giovani, poi loro hanno preso il largo con alcuni episodi che chiaramente hanno fatto la differenza. Credo che la partita si è messa in un binario negativo per noi il primo tempo, perché siamo stati poco reattivi, poco determinati, lontano dagli uomini. Poi il secondo tempo abbiamo accorciato facendo fatica, però il risultato era già un po' difficile. Devo dire che abbiamo avuto più di un'occasione per rientrare e siamo stati poco lucidi davanti alla porta. Il portiere del centro ha tirato fuori qualche pallina importante al momento giusto per la sua squadra e il risultato è restato lì, insomma. Dobbiamo lavorare tanto e andare avanti. Io in chiusura di telecronaca ho detto che insomma lei da questa partita può prendere anche dei segnali positivi, no? Dove il Sandrigo è sempre stato in partita nonostante ecco, il centro in certi momenti sul 3-0 sembrava quasi che l'avesse chiusa, e questo direi è importante, no? Sì, però l'hockey gira su episodi, no? Il centro non aveva fatto cose così importanti per essere 3-0, no? E poi un po' con un po' più di determinazione abbiamo un po' accorciato, però sul 3-0 le cose, come dire, sono difficili da tirare su, no? Non bisognava trovarsi in quella situazione lì, no? È così, l'hockey è uno sport meraviglioso, difficilissimo e gira proprio su episodi. Se devo dire l'1-0, una superiorità numerica per un cartellino blu totalmente inesistente, e per carità c'è tutta la partita davanti, ma non hanno bisogno di questo regalo al centro, no? Però insomma, inutile che ci andiamo ad arrampicare sugli specchi, bisognava fare meglio il primo tempo. L'occasione subito sabato, vai, in bocca al lupo mister. Lo sport è bello per quello, perché possiamo, fino a che c'è la possibilità di rifarci, dobbiamo cercare di farlo. Grazie mister, in bocca al lupo.